Professore, una 2 giorni full immersion nella riscoperta dell'architettura qui a Rivignano, un grande appuntamento per i suoi allievi, ma soprattutto la riscoperta, no? Della tradizione contadina friulana col moderno. Sì, è la cultura rurale di questi territori e di queste comunità che ha fatto sì che l'Università di Venezia venisse coinvolta, portando la propria esperienza, confrontandosi, ma anche imparando. Come dicevo prima nella mia presentazione di questo lavoro, che è ancora in formazione, non è un evento finale, ci sarà una fase finale di presentazione del lavoro. In questo momento noi discutiamo, dialoghiamo con i portatori di interesse, con gli amministratori, con le comunità locali, con gli agricoltori, con tutti coloro che sono interessati a un progetto di valorizzazione, che portano le loro esigenze e le confrontano con le nostre proposte, quindi una sorta di condivisione di un progetto di valorizzazione. Dalla sua esperienza cosa emerge da questa 2 giorni? Emerge quello che avevamo intuito, ma che non era così evidente. Questo territorio, compreso tra Borgo Paradiso, la Villa Otelio, Aris, Rivignano, Sterpo, diciamo un territorio grosso modo di queste dimensioni, presenta delle eccellenze straordinarie sconosciute o pochissimo conosciute agli stessi abitanti. Quindi noi abbiamo fatto prima di tutto un lavoro di scoperta, come degli esploratori, portando in luce territori che erano ormai dimenticati. Cioè chi si ricorda o chi sa che tra la villa di Frambruzzo, cosiddetta Villa Badoglio, e Sterpo c'è uno straordinario sistema di rogge dello Sterpo e dello Stella, ricche di vegetazione e incredibilmente, come dire, intatte, vergini, un vero e proprio territorio vergine che può essere occasione di grandissima valorizzazione naturalistica. Ecco, pochi si ricordano che c'è, noi passiamo tutti per quella strada ma pochissimi si ricordano che c'è. I suoi studenti invece cosa le hanno chiesto, così le prime impressioni a caldo dopo questa Sono avventura? state coinvolti in questa sorta di vicenda in cui questa comunità ha offerto loro da dormire, da mangiare benissimo. Ieri hanno lavorato molto, oggi erano, come dire, un po' stravolti dalla cultura rurale, diciamola così, perché veramente c'è stata una grande ospitalità, una grande voglia di confrontarsi. Devo dire che i giovani si sono impegnati molto perché si sono sentiti motivati. Assessore, una 2 giorni full immersion alla riscoperta un po' di una Rivignano che pochi conoscono. Certo, abbiamo rilanciato l'anno scorso, abbiamo portato a casa un risultato eccezionale con Villa Otelio, la Regione ha deciso di impiegare oltre 2 milioni e 300 mila euro per sistemarla. Tutto questo grazie anche al lavoro incredibile dell'Università IUA di Venezia, degli studenti che hanno proposto un progetto realizzabile. Allora abbiamo rilanciato. Quest'anno l'intero laboratorio del professor Grandinetti ha lavorato sul territorio del fiume Stella. Sono stati analizzati alcuni edifici e questi edifici sono stati studiati fino ai minimi dettagli e sono state fatte delle proposte progettuali concrete per lo sviluppo del territorio. Quello che conta è la scoperta, no? Lei l'ha detto, anche la valorizzazione del territorio, non a caso l'Università di Venezia si è mossa proprio per aiutare a portare al successo questo progetto. Certo, diciamo che è un progetto per definizione in fieri, è infinito. Proseguirà l'anno prossimo, senz'altro. L'importante è che i cittadini che sono
di fatto i portatori di interesse, cioè quelli che possono vedere questi progetti, rendersi conto del loro valore e pensare di poter agire per stimolare il territorio. In fondo questi sì sono stimoli intellettuali, quindi architettonici, ma sono stimoli anche economici. Prendiamo ad esempio il Mulino di Colò. Il Mulino di Colò è un rudere vicino a una strada ciclabile molto bella, ultimamente molto usufruita, e il Mulino di Colò senz'altro può essere un elemento importante di recupero per stimolare ulteriormente il turismo in questo territorio. Senta, l'assessore Pertoldeo cosa chiederebbe all'architetto Pertoldeo? Ma innanzitutto io non sono architetto, pur avendo studiato architettura, comunque sia, ma io vorrei vedere qualità e attraverso la qualità dei progetti che si ottengono i risultati eccellenti. È attraverso un pensiero complessivo che si ottengono risultati. Grazie a Dio, come ha detto il sindaco prima, il nostro territorio è stato anche è stato abbandonato in questi anni e questo lo rende in un certo senso vergine, e questa verginità fa sì che ora si possa esprimere nei termini giusti. Una Rivignano, come detto, riscoperta, che pochi conoscevano, ma soprattutto una Rivignano coinvolta anche direttamente nel progetto. Certo, i cittadini hanno capito e stanno capendo il valore di questo lavoro. In tanti sono venuti a vedere questa non mostra, come è stata definita dal professor Grandinetti, non mostra perché appunto è in fieri, è una cosa in divenire. L'hanno capito, stanno venendo, stanno guardando i progetti, sono interessati a capire quali sono gli stimoli futuri per il territorio. Possiamo dire Rivignano come laboratorio per un progetto futuro di rilancio turistico dell'intera regione? Beh, sicuramente. Io non credo che esista sicuramente nell'intero Friuli Venezia Giulia un territorio in pianura così di alto profilo come quello di Rivignano, per cui senz'altro ci aspettiamo grandi cose dal lavoro che stiamo facendo, ma soprattutto dalla qualità del territorio. Questa è solo una goccia nel mare in attesa di nuovi sviluppi importanti e interessanti. Ma diciamo che quando i soldi sono pochi, quando si vive un momento di crisi pesantissima come quello che stiamo vivendo, è solo attraverso queste dinamiche che si riesce ad andare avanti, cioè attraverso le idee, delle buone idee. Angela, ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza in merito a questa iniziativa? Beh, l'esperienza è stata positiva perché ci siamo confrontati con un'esperienza reale e il fatto di confrontarsi con un'amministrazione comunale ci ha consentito di sperimentare quello che è il mondo del lavoro vero e di confrontarci con un committente reale e non soltanto con i nostri docenti e anche con gli imprenditori che poi dovrebbero realizzare i nostri progetti. È stato interessante confrontarsi con un territorio diverso anche da quello che siamo abituati a frequentare all'università, cioè Venezia, e quindi uscire anche dal contesto veneziano ci ha permesso di vedere un'altra realtà, dei contesti rurali, degli altri, appunto come dicevano i professori, anche degli altri valori, e quindi è stata un'esperienza positiva. Dall'alto della tua esperienza, diciamo così, che contatto ti ha dato, che sensazione ti ha dato Rivignano come esperienza di lavoro? È un'esperienza positiva, abbiamo fatto diversi sopralluoghi, quindi siamo venuti più volte a Rivignano, quindi l'abbiamo sperimentato questo posto anche in diverse stagioni e
è stata un'esperienza positiva, siamo stati accolti in modo molto positivo, siamo stati aiutati nel nostro lavoro anche a capire quali erano le esigenze del territorio, quali erano le necessità della committenza, degli imprenditori, quello che si voleva realizzare, come si voleva valorizzare questo territorio. E questo territorio come lo giudichi? A livello di un territorio molto ricco, sia dal punto di vista ambientale, nel senso che questa ricchezza soprattutto è caratterizzata da questa forte presenza dell'acqua naturale, è un valore molto forte e che vedo che è molto sentito anche dalla popolazione, e anche tutto questo sistema di boschi che lo circondano, il sistema agricolo che è ancora molto sentito come un valore molto forte, e secondo me sono dei valori che sono positivi, cioè ci fanno scoprire un paesaggio diverso da quello che siamo abituati a vedere magari nelle città più grandi. Un'altra studentessa impegnata in questi 2 giorni importanti di Rivignano, sentiamo da te un po' le tue impressioni. Beh, allora devo specificare che io faccio parte del gruppo per la tesi di ricerca. Abbiamo cominciato il nostro lavoro lo scorso anno con lo sviluppo della riqualificazione di Villa Otelio, e abbiamo portato avanti il nostro lavoro per appunto questa tesi, ci lavoreremo il prossimo marzo. Cosa dobbiamo dire di questa iniziativa? Come l'hai vista? Quali sono le tue impressioni? Una cosa importante, interessante, ma soprattutto un'opportunità per entrare subito direttamente nel mondo del lavoro? Beh, è un'esperienza che secondo me è stata molto importante. Io poi, essendo friulana, l'ho vissuta molto in prima persona, perché appunto andando a studiare i territori da cui provengo si scoprono diverse cose che magari vengono non snobbate ma non considerate, diciamo, perché le diamo per scontate vivendoci ogni giorno, guardandole ogni giorno. È stata un'esperienza interessante anche dal punto di vista strutturale, perché appunto abbiamo toccato vari argomenti, dal marketing territoriale fino alla progettazione, ai costi, per cui abbiamo avuto una visione completa del progetto e speriamo sia un buon inizio per la nostra futura attività lavorativa.